Ciao, bentrovati. Oggi preparo i bianchitos della sposa. Sono delle meringhe ricamate, molto eleganti e delicate, che si preparano in occasioni speciali in Sardegna, come i matrimoni. Gli ingredienti che mi occorrono sono 100 g di albume d'uovo, 100 g di zucchero semolato, 100 g di zucchero a velo, circa 150 g di scaglie di mandorle e la scorza di un limone. Io faccio montare albumi e zucchero in planetaria, in alternativa si possono usare le fruste elettriche o una frusta a mano. Lo zucchero semolato lo faccio incorporare nell'albume in più riprese. Quando abbiamo lavorato buoni 10 minuti gli albumi con lo zucchero semolato, il risultato deve essere questo, montato a neve fermissima. Adesso procediamo a mano versando tutta la scorza del limone nella meringa e a cucchiaiate. Iniziamo con 2 cucchiaiate, anzi anche 3. Mescoliamo pian pianino dal basso verso l'alto lo zucchero a velo e la scorza del limone. Dobbiamo incorporare perfettamente anche questi ingredienti. Quando anche lo zucchero a velo è ben incorporato al resto della meringa, iniziamo a dare forma ai bianchitos. Usiamo un cucchiaio. Cerchiamo di creare dei bianchitos non troppo grandi. Schiacciamo un po', aiutiamoci un po' con un cucchiaio e un cucchiaino. Versiamo qualche scaglia di mandorla e andiamo poi a ricoprire con un altro po' di meringa. Cerchiamo di dargli una forma abbastanza tondeggiante. Non devono essere perfette comunque, perché sono sempre delle meringhette. Quando le meringhe sono pronte possono andare in forno preriscaldato a 65-70 gradi statico per almeno un'ora e mezza o comunque finché si saranno completamente asciugate. Per decorare i bianchitos della sposa ho bisogno della ghiaccia reale. La preparo con 30 g di albume d'uovo e 180 g di zucchero a velo. Chi vuole può aggiungere anche qualche goccina di limone. Verso l'albume d'uovo nello zucchero a velo e inizio a lavorare con la frusta elettrica. Quando la ghiaccia reale è pronta, eccola qua, va subito coperta con la pellicola per evitare che si secchi. Una volta che i bianchitos si sono asciugati, li ho tolti dal forno e li ho lasciati raffreddare e si presentano così. Adesso iniziamo subito la loro decorazione con la ghiaccia reale. Ho messo la ghiaccia reale dentro delle sac à poche. Qua ho fatto un taglio piccolissimo nella punta, mi servirà per creare delle striscioline, mentre qua ho fatto un taglio a V per creare delle foglie. Inizio con la decorazione. Una volta che il primo intreccio di fili di ghiaccia reale è fatto, vado a eliminare tutti gli eccessi, staccandolo pian pianino
con una spatolina forno pulito. Adesso vado a fare le decorazioni finali con delle foglioline. Finisco il bianchitus della sposa con una perlina in argento ed eccolo qua, carinissimo e molto elegante. Adesso vado avanti a prepararli tutti. E dopo tanto lavoro i bianchitos dessa sposa sono pronti. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Sotto come sempre in descrizione troverete tutti gli ingredienti e le dosi per realizzare a casa questi dolcetti della sposa meravigliosi.